sei da sola qui. Sei da sola qui con i soldati? Sì, sì, mi chiudi le bacchette per favore. Grazie. Grazie. Come possiamo sapere il tuo nome? Riesci a dircelo in qualche maniera? Anche mentalmente a uno dei tre? Puoi farlo? Se sì, mi apri la bacchetta di sinistra, per favore? Grazie. 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 Aspettiamo un nome allora. O se lo vuoi dire a voce, se si sente, o mentalmente. Ce lo dici? È venuto qualche nome a te? No. Ti chiamavi Sara? Se sì, mi apri la bacchetta di sinistra per piacere? Grazie. 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 Eri qui di Palmanova? Se sì, me le apri tutti e due? Puoi chiederle dove la rinchiudevano, quale di questi corridoi lei Sara, teneva? ci puoi indicare dove ti hanno fatto del male con le bacchette tutte e due, per favore? In che direzione è successo? Questo centrale? Questo qui di fronte a me, quindi se sì, mi apri la bacchetta di destra per piacere? Girati di spalle e glielo richiedi, vediamo se ti indica. O lo metti davanti? Non è un affronto per te, Sara, però vogliamo capire bene noi. Mi indichi Non so se ti... ok. il corridoio dove ti hanno fatto del male, per favore? Con tutte e due le bacchette? Gentilissima, Grazie. Grazie. Mentre dicevamo gentilissima, grazie, io sentivo di nuovo sta voce di donna. No, io no. Ma tipo sempre lamento? Sì, piccolo, breve. Gentilissima, Grazie. Grazie. Gentilissima, Grazie. Grazie. Facciamo un gioco, Sara. Tu riesci a Mal camminare di stomaco adesso. indietro Ci ho pensato anche la stessa cosa. di dire dove... Sì. C'è un gioco, non è un gioco, per capire, Sara. Io cammino. Dove è successo? Cosa c'è? Avete sentito? No. Di qua. Che cosa? Un strusciare. Come un pezzo di plastica sul muro o un abito. Sara, sei ancora qui con noi? Se sì, mi incroci le bacchette, per favore. Grazie. Grazie. Ti posso fare una domanda? Io prima ho sentito un rumore di un vestito, qualcosa che si stropicciasse contro la parete. Per caso era un soldato che ci stava guardando? Se sì, mi apri la bacchetta di sinistra, per favore? Grazie. Sai tipo i ponci, quelli in plastica? No, non è in plastica. Sì, mi puoi aprire tutte e due le bacchette? I partigiani sono arrivati nel 48, 47.
Siamo verso il 1948. Se sì, mi apri la bacchetta di destra, per favore. No. C'entrano i partigiani? Se sì, mi apri tutte e due le bacchette. Quindi no, me le puoi chiudere. Forse lei non lo sa. Non ti ricordi più in che anno eri? Se sì, mi apri la bacchetta di destra. Vuoi che continuiamo per questo corridoio? Quello che volevamo chiederti di fare? Tu hai già capito, no? Se sì, mi apri quella di destra, per favore. Cosa c'è adesso? Non è che sto soldato che tu hai sentito la sta disturbando? Non vuole più farla rispondere? C'è il soldato con te, non puoi più rispondere? Se sì, mi apri la bacchetta di sinistra. Sara, sei ancora qui? Mi apri tutte e due le bacchette? Ma io il gelo che sentivo prima non lo sento più. Io sento ancora sulle gambe. Non risponde più però. Ve lo richiedo, ce ne dobbiamo andare. Apritemi tutte e due le bacchette subito. Sara, tu comunque ci stai sentendo. Se facciamo quello che volevamo far prima, riesci a farlo? Sì, aprimi solo la bacchettina di destra, per favore. Grazie. Grazie. Proviamo. Sara, noi percorriamo questo corridoio. Bacchette lasciale sempre dritte. Dove è successo che ti hanno fatto del male, le incroci subito. Io cammino piano. Devo tornare indietro. Mi indichi anche con questa qui di destra, per favore. Tu indicami con le bacchette. Vado ancora più piano. Me li incroci dove ti hanno fatto del male. Qua. Quindi è stato qui, Sara, dove ti hanno fatto del male. Me li rincroci, per favore. Me li puoi aprire tutte e due? Anche questa di destra, grazie. Grazie. Ti faccio una domanda scomoda. Ma ti hanno ucciso qui, in questo posto? Dove siamo fermi adesso? Sì. Mi apri solo la bacchetta di sinistra, per piacere? Qui ti hanno fatto del male fisicamente, però non sei morta qui, giusto? Sì, me le chiudi? Grazie. Grazie. Non è morta qua allora. Qui sta. A questo punto in teoria, ma prima gli avevamo chiesto se era morta qua, aveva detto di sì o Non me lo ricordo, ti direi una bugia sinceramente. Qui è iniziato il tuo calvario e poi sei morta da un'altra parte, giusto? Se sì, me le chiudi? Vorrei che mi aprissi quella di sinistra. Sei morta nell'ospedale abbandonato dove Fabio ci ha fatto... Grazie. Grazie. Era un'infermiera. Ma può essere morto di vecchiaia anche. Ma l'ospedale sarà stato più recente o è vecchio dell'epoca? No, sai che non lo so questo, quando è nato l'ospedale, ma penso da sempre, perché poi l'hanno trasferito all'esterno di Palmanova, adesso è lì nel paese vicino. Sei un'infermiera, come ha detto la Sabina? Se sì, mi apri la bacchetta di destra. Mi è venuta in mente un'altra cosa, che in realtà
c'è solo lei qui che gira. Ci sono soldati, lei li vede i soldati, ma sono come delle persone che l'abbiano portata qua, picchiata, poi lasciata qua. Ma non c'entra niente con i soldati. Una volta erano aperti sti conicoli, vero? Sì, sì, sì. Solo che erano sporchi, pieni di vegetazione, non curati e poi... Hai capito quello che intendo, no? Praticamente ti hanno trovata, ti hanno portata qui, ti hanno picchiata, non so se violentata addirittura, e poi loro sono andati via, ti hanno abbandonato qui. È successo questo? Se sì, mi apri tutte e due le bacchette per favore? Chiedevi se erano soldati, così abbiamo la prova del nome. Erano dei soldati, mi chiudi le bacchette, se no mi apri quella di sinistra. Non erano dei soldati. Però prima diceva che c'era qualcuno che impediva di parlare. Tu per caso, visto che sei qui, vedi dei soldati della seconda guerra mondiale o della Serenissima, comunque dei tempi passati, sono ancora qui che girano? Se sì, mi apri quella di destra. Che sei da sola qui? Secondo me è un'altra cosa. Sei da sola qui? Se sì, mi chiudi le bacchette. Non ti avrei neanche chiesto di aprirle. Se non sei da sola, me le chiudi per favore. E quindi chi c'è? C'è qualcuno che non vuole che tu parli con noi? Se sì, mi apri tutte e due le bacchette? Chiamiamo la persona che non ti fa parlare. Adesso è lì all'incrocio, giusto? Per quello non parlavi più e ci hai portato qui. Se sì, mi apri quella di destra e mi chiudi quella di sinistra. Quindi questa persona è lì all'incrocio che ci sta guardando? Se sì, me le apri tutti e due. Voglio fare un gioco, passami dai, facciamo due risate. Se vado all'incrocio, parli ancora con noi? Se sì, me le chiudi e se no me le apri. Sara, sei contenta che siamo qui? Mi chiudi le bacchette per favore? Sara? Quindi sei morta in ospedale allora? Se sì, me le apri? Vuoi dire che se andiamo lì, parla? A parte che gli incroci sono sempre... Può essere sul portale qua. Proviamo a ritornare un attimo, là, vi ricordate dove eravamo? Poco più avanti. Sì, mi apri tutte e due le bacchette per favore? Me le porti parallele? Se mettiamo qui la radio, riesci a parlare con noi che siamo distanti dall'incrocio? Se sì, me le chiudi? Via. Uomo. Via. No. Hai acceso tu la luce all'ingresso prima? Non è che parlando tra di loro, ma non c'entra. Sembra che aveva detto lui o voi. Quando mi ha chiesto della luce. Riesci a spostare un po' una di quelle bacchette? A toccarle appena appena?
C'è ancora la ragazza, donna che ha parlato con noi fino adesso? Di donna ho capito, ma Eh? di donna. Ma è vero che una donna è stata seviziata in questo corridoio? Qui? Cosa è successo qui? Cosa è successo qui? Ce lo puoi dire?